Tragedia sul lavoro a Villaga. Un uomo di 50 anni, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Barbarano e dello Spisal, è rimasto schiacciato da un furgone nel corso delle operazioni di scarico in un cantiere edile. L'incidente è accaduto nella zona di San Donato verso le 8 di questa mattina. In un immobile privato in corso di ristrutturazione, l'uomo, un artigiano improprio, stava scaricando un bancale di tegole e coppi dal suo furgone parcheggiato lungo un pendio. Dalle prime testimonianze sembra che il freno a mano dell'automezzo abbia ceduto improvvisamente, mentre parte del materiale edile sia caduto a terra e l'uomo, nel tentativo di bloccare le ruote con un sasso, sia invece rimasto schiacciato dal retro del veicolo. La vittima è un cinquantenne di origine albanese, residente nel vicino comune di Castagnero. Immediato l'intervento dei sanitari del SUEM 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'artigiano. Sul posto, preventivamente, anche una squadra dei vigili del fuoco, intervenuta per rimuovere eventuali ostacoli e mettere in sicurezza l'area. Si tratta della 14ª vittima sul lavoro in provincia di Vicenza, che contende il triste primato in Veneto con Verona.